Nel campo di prigionia a Suzdal lo chiamavano Bassi Lora, perché quando i russi lo catturarono, la vigilia di Natale del 42 a Arbusovka, sul fronte del Don, riuscì a nascondere l'orologio in una scarpa e a conservarlo per tutti i 4 anni di lager. Ricordi che tornano alla memoria, lucidissima, il giorno in cui Giuseppe Bassi, di Villanova di Campo San Piero, nel Padovano, compie 100 anni. Un traguardo che mai avrebbe pensato di raggiungere quel Natale del 42, quando iniziarono le marce verso i campi di concentramento. Si partiva al mattino e si arrivava alla sera senza mangiare, al freddo di 20-30 gradi, e poi alla notte si dormiva se si trovava un capannone, perché anche i soldati russi che avevano in consegna queste centinaia o migliaia di prigionieri non sapevano, non conoscevano la zona. Ma com'era possibile sopravvivere alle condizioni di vita dei campi sovietici? Il mio metodo era semplice: muoversi più che era possibile. Quindi mi sono offerto per andare a prendere il pane al mattino, quindi mi alzavo prima degli altri, e quindi andavo a prendere il chai, che era il nostro tè. Con la sua mano di geometra, il sottotenente Bassi disegnava sulle cartine delle sigarette, con una precisione che ha permesso di identificare, anni dopo, alcune delle fosse comuni dei militari italiani in Russia.